Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Great season, Yeah, no, of course, fantastic. Obviously, we all wanted to go through from the regular season, but let's be honest. Obviously, this way it even tastes much more better when you win the playoff. It's showing in the final. Yeah, of course, it was a fantastic match from the whole team. The game plan worked perfectly. We went very strong in the first half. Amazing goal from Christian and from the whole team, and then very collective defending second half and securing the 1-0 victory and the promotion to Serie A. That's not a topic for today. Today's topic is obviously our promotion. It's whatever happens in the future is in the future. Today we celebrate with the whole city, with the fans, with the staff, everybody who's been part of this project the whole year, and that's today's topic. Venice for you is a fantastic. No, I do enjoy it, of course. It's walking today on the streets with the shirt on, with the beer in your hand. Life could not be better. Let's be honest. Great season. Yeah, amazing season, amazing team. We had a goal all season and it didn't go directly, but this way around is also amazing. And yesterday was a great day. Today is just gonna be a party, a celebration. You see the board, you see all the people, all of Venice coming together to support us. They've done that the whole year, and today again it shows how amazing this city is. Allora è arrivata questa promozione un po' forse inaspettata a inizio anno, no? Ma io penso che a inizio anno diciamo che comunque si comincia con dell'idea di fare un ottimo campionato, ma piano piano questa cosa comincia a essere realtà e bisogna mettersi in testa la probabilità e lavorare per quello. Così ha fatto il mister e così ha fatto la squadra. Qual è stata secondo te la svolta decisiva di questo campionato? No, io penso che la gestione del mister di tenere una squadra che è giovane, con le idee chiare, essere propositivi sempre in campo, perché noi non abbiamo mai giocato per cercare di portare a casa magari qualche pareggio, abbiamo sempre cercato di giocare per la vittoria e questo ci ha premiato alla fine, perché siamo stati la squadra che ha fatto più gol e soprattutto quella con più situazioni offensive di tutto il campionato. Era importante la promozione anche per questioni, diciamo, di natura economica, possiamo metterla così? Per tutto, per la città, perché questa città merita avere una squadra in Serie A e merita tutto questo per il sostegno che hanno dimostrato ai ragazzi, alla squadra e assolutamente a livello economico credo che sia una cosa molto positiva anche. Adesso c'è da progettare. Qualche cena per il futuro, per il mister, qualche giocatore? Questo penso che sia una domanda da fare alla parte tecnica, al direttore sportivo, e loro li sapranno, no, perché non voglio rispondere, è giusto che rispondano loro, perché sono quelli che adesso saranno molto concentrati su questo tema, però oggi godiamoci questa giornata e sicuramente da domani si può cominciare a pensare in quello. The feeling for us is more emotional than 3 years ago because we shared it with our fans and our city in a way we couldn't share it in 2021. So my wife and I both cried last night on the field
because I think for us, we all worked so hard, the team worked so hard, it was amazing. But to be able to share it with thousands of fans and a full Penzo strapiano ieri sera. Magnifico. So for us, emozione. Emozione. The entire, not only one. No. This is about a city we love, a country we love, and our fan base and our players who we love. And I don't think people understand there's a way to do soccer and football that people don't always think about. My wife and I love these 24 boys like they're our own. Okay? And it makes a difference. Okay? Thank you.